Ben ritrovati dalla redazione, una settantina di richieste di intervento ai vigili del fuoco in poco più di 2 ore tra Pordenone e Udine Gorizia. Anche a Trieste sono previsti temporali. La situazione come risulta in queste ore, come riporta una nota dei vigili del fuoco, a seguito di un temporale accompagnato da folate di vento, circa 70 le richieste sono pervenute alle sale operative nel pomeriggio di ieri. Il più colpito dalla perturbazione è stato il territorio del comando dei vigili del fuoco di Udine, che da poco prima dalle 16 alle 18 ha ricevuto ieri una cinquantina di richieste di soccorso per alberi e rami caduti o pericolanti, allagamenti e manufatti pericolanti. Il campus 10 in via dei Bonomo a Trieste senza acqua da più di 2 settimane per un ospite contagiato dalla legionella è finito all'ospedale. La chiusura dell'impianto idrico è stata disposta da Asugi. Campus 10 è uno studentato da 290 posti letto più alcuni adibiti a hotel, aperto dal 2024 e quindi con tubature nuove. L'azienda, dopo il contagio, ha chiuso le stanze dell'hotel e ha tenuto aperto lo studentato. Finché il problema non sarà risolto, sono state adottate soluzioni di fortuna, tra cui l'installazione di 20 bagni chimici, 15 docce, 20 spogliatoi. Gli studenti potranno bere l'acqua dei boccioni. A maggio 2025 la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività del Comune di Trieste ha registrato un aumento dello 0,1% a livello congiunturale e dell'1,9% su maggio 2024. A Udine i prezzi sono invece scesi dello 0,2% mese su mese e aumentati dell'1,6% in un anno. Lo rendono noto i rispettivi uffici statistica comunali. Il porto di Trieste, insieme al sistema logistico integrato di retroporto del Friuli Venezia Giulia, ha tutte le caratteristiche per candidarsi come uno degli approdi europei del sistema di corridoi IMEC, la nuova via del cotone tra India, Medio Oriente ed Europa, inserendosi in una rete infrastrutturale di valore strategico internazionale. Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante a margine della riunione preliminare tenutasi al Ministero degli Affari Esteri, dedicata allo sviluppo del progetto IMEC, il nuovo sistema di corridoi economici infrastrutturali che punta a collegare l'India, il Golfo Persico, il Medio Oriente e l'Europa attraverso reti ferroviarie e portuali integrate. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Residua nuvolosità consistente, dal pomeriggio schiarite specie su pianura e costa con cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla costa e sulla fascia orientale vento da nord-est o boria moderata con raffiche anche sostenute a Trieste. Temperature minime in pianura fra 17 e 20 e le massime fra 28 e 30 gradi centigradi, sulla costa minime fra 19 e 22 e le massime fra 25 e 28 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.